Ma accolgo volentieri l'invito dell'amico e collega professor Giampaolo Mele a dirvi qualcosa su questa straordinaria esperienza soprattutto. Anzitutto vorrei porgervi il saluto della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari, della quale faccio parte come docente di storia arte medievale e mi piace pensarmi ancora come studente allievo della professoressa Renata Serra, che è stata il mio maestro e che mi ha un po' introdotto a una visione della storia dell'arte a 360 gradi. E quindi non soltanto le opere, ma anche gli uomini, anche i luoghi, non soltanto i grandi capolavori artistici, ai quali forse la maggior parte di noi pensa, ai quali associa la storia dell'arte, ma anche non architetture, non soltanto chiese, non soltanto sculture, dipinti, ma anche i libri miniati. Quindi una visione capace di legare il passato e il presente. Io ricordo il titolo di uno dei primi contributi che Giampaolo Mele dedicò a quello che è stato, credo, il tema della sua vita, così possiamo definirlo. Quello ha dedicato energie e ha profuso energie grandissime. Il titolo di uno di questi contributi in relazione ai codici e quindi ai libri liturgici di Oristano era Capolavori in rovina. In quel momento, infatti, questi importanti libri andavano incontro a un rischio di progressivo deterioramento, di degrado, al quale si riesce a porre fine con adeguate operazioni di restauro a opera appunto di specialisti. Tuttavia manufatti come questi e opere d'arte, libri come questi, corrono anche un altro rischio, che non è quello di una loro distruzione materiale, talvolta si arriva anche a questo, ma in altri casi il rischio è quello dell'oblio, e cioè pur restaurati, pur conservati, proprio perché si vuole evitare che vadano nuovamente incontro a un destino di distruzione fisica, di degrado, libri come questi rischiano di essere custoditi così gelosamente e in maniera così accurata da precluderne la fruizione, da farli sparire letteralmente nella conoscenza, nella percezione comune. Questo è un rischio che noi dovremo sempre evitare, il rischio di un'eccessiva musealizzazione delle opere d'arte, perché le opere d'arte sono fatte per essere vissute. Ecco allora che un'adeguata pubblicazione di questi libri ci consente di fruirne a più livelli. Un libro come quello che oggi si presenta consente a chi si occupa di storia della musica di studiare le partiture, consente addirittura a chi è in grado, e io personalmente lo invidio moltissimo, di leggere queste partiture musicali, di cantare questi antichi codici appunto rispetto agli inni, ai testi sacri che appunto erano destinati al canto corale, al canto collettivo, e consente poi a chi studia la storia della miniatura di poter fare i propri studi, compiere i propri studi, le proprie verifiche sull'intero insieme delle miniature e non soltanto su quelle 2 o 3 che finora sono state pubblicate sui libri di vasta diffusione. Restituisce alla collettività, in sintesi, un patrimonio del quale chiunque può sentirsi parte, e qui non ha tanto senso parlare, credo, di oristanesi o cagliaritani. Abbiamo un po' scherzato anche su questa contrapposizione in chiave storica e in chiave moderna. Si tratta di un patrimonio dell'umanità, come sono tutte le opere d'arte, come devono essere percepite e concepite, e consente a chiunque, anche a voi, proprio di perdersi in questo straordinario repertorio di immagini bellissime, come sono le miniature che corredano i codici liturgici di Oristano. Vorrei soltanto ricordare che si tratta delle più antiche miniature figurate superstiti in Sardegna. La datazione può attestarsi tra la fine del 1200 e gli inizi del 1300, anche in seguito appunto agli studi del professor Valentino Pace, ai quali faceva riferimento prima di me il professor Mele, che ha analizzato il nucleo più antico di queste miniature, relativamente appunto a un gruppo di libri
ma qui non vorrei entrare in un campo che non mi compete, di prevalente riferimento d'ambito francescano, che possono appunto collocarsi tra fine 200 inizi 300, mentre invece esistono anche dei libri di miniature più recenti, dei secoli successivi, delle quali si è occupata la professoressa Federica Toniolo. Il senso di questo lavoro e di questa, come dicevo in apertura, esperienza, come dirvi, una grande avventura collettiva sostenuta dall'impegno, dalla passione di Giampaolo Mele, che ha sempre creduto moltissimo nell'importanza di un lavoro come questo, soprattutto come momento di confronto fra studiosi impegnati in più fronti. A questo punto il nostro auspicio è che questo confronto si allarghi a voi tutti e all'intera collettività. Vi ringrazio per l'attenzione.